sono circa 200.000 i veneti che stanno cercando lavoro e fanno fatica a trovarlo. È vero che in queste ore c'è stata una impennata dei contratti a tempo indeterminato, molti dei quali trasformazioni di contratti da determinato a indeterminato. Buona cosa per questi lavoratori, ma non possiamo certo dire che siamo fuori dal tunnel. Il vento della ripresa rimane per ora solo una lieve brezza. La mancanza di lavoro rimane la prima preoccupazione di una recessione che dura oramai da 7 anni. Ma la Regione, impegnata soprattutto negli aiuti ai lavoratori delle aziende in crisi, ha deciso di puntare, di investire anche su quelle imprese che stanno bene e che in futuro potrebbero rappresentare il motore della ripresa. Le aziende che oggi stanno meglio hanno anche importanti sostegno da parte della Regione, soprattutto per quanto riguarda la formazione del loro personale. Noi in questi ultimi 2 anni ho voluto sostenere queste imprese con 35 milioni di euro, siamo andati ad aiutare 2.333 aziende per oltre quasi 13.000 lavoratori. È possibile, secondo l'assessore regionale al lavoro, trovare delle caratteristiche comuni tra tutte quelle aziende che stanno attraversando con successo questo difficile periodo. Hanno un export molto alto, hanno investito sul capitale umano, quindi sulle proprie risorse umane, hanno forte capacità di relazioni. E la terza condizione è che hanno riorganizzato il loro prodotto, il loro processo.